Sì. Visto questi lavori quando si pensano di concludere? Rispetteranno i tempi, sono previsti entro il 31 novembre? Autunno, ma spero anche prima. Ottobre, se sono bravi. Diciamo che hanno trovato qualche problemino lungo il percorso, però anch'io ho chiesto come lei, visto che ci abbiamo messo i finanziamenti, quando torneranno a passare le prime auto, le prime moto, i primi camion, autunno, tra ottobre e novembre. Più ottobre che novembre, dai, mettiamola così. Oggi a Marsala ha parlato anche dell'aeroporto di Agrigento che sembra in via di... No, in via è un percorso lungo. Leggevo un simpatico e curioso parlamentare siciliano del Partito Democratico che dice che ci siamo inventati l'aeroporto di Agrigento a 3 giorni dal voto, magari riuscissimo a mettere in piedi infrastrutture in 3 giorni. Questo è un percorso di anni, lo ricorderete anche voi che venni anni fa a incontrare le associazioni imprenditoriali, sindacali che chiedevano di istruire questo progetto. Per anni i tecnici ci hanno lavorato, c'è un piano nazionale di aeroporti che abbiamo presentato pochi giorni fa, che a proposito di Sicilia prevede uno sviluppo fra le cui ipotesi c'è anche l'aeroporto al servizio di Agrigento. Non vuol dire che siamo arrivati, vuol dire che è un percorso che stiamo portando avanti in questi anni con questo Ministero e conto di proseguire, al di là di chi vince o non vince ad Agrigento. Cioè, l'aeroporto serve ai cittadini, non serve ai sindaci. 50 miliardi di investimenti totali in Sicilia? No, sono 30 miliardi, sono 28 miliardi tolto il ponte ovviamente, ed è una quantità di investimenti su strade, autostrade, ferrovie, dighe, porti e aeroporti che non ha precedenti nella storia della Repubblica. Diciamo che con 30 miliardi ben utilizzati in piccolo, come in questo caso, tu dai una bella scossa. Se a questo si riuscirà ad associare in questo 2026 l'avvio dei cantieri per il ponte, parliamo di altri 13 miliardi e mezzo. Ci sono ancora altre strade ancora da finire però in Sicilia? Ha voglia. Non riesco a recuperare in 3 anni quello che non si è fatto in 40 anni, questo è un ponte degli anni 70. Abbiamo riavviato i lavori su alcune dighe degli anni 80, quindi diciamo che con 30 miliardi fai tante cose, non sistemi problemi che attendono da 40 anni, però io ringrazio i tecnici, gli ingegneri, gli operai di ANAS, di Ferrovie dello Stato, perché poche altre regioni italiane hanno il numero di operai al lavoro che ci sono oggi in Sicilia. Ci sono 2 gallerie che vanno in quello che sarà il futuro aeroporto di Agrigento, che si allagano puntualmente ogni volta che piove. Nel piano aeroporti saranno inserite anche infrastrutture collaterali sicuramente. Ogni aeroporto deve poter avere garanzie di collegamenti. Noi, mentre siamo qua oggi ad Agrigento, abbiamo i cantieri aperti per collegare alcuni aeroporti alle stazioni. Ieri ero a Venezia, per intenderci, penso a Torino, penso a Olbia, penso ai collegamenti fra gli aeroporti e la città, nel senso che l'aeroporto da solo non risolve i problemi. Come ANAS noi abbiamo quasi 2200 gallerie in Italia, quindi più 18.000 ponti e viadotti, quindi sono 20.000 tra ponti, viadotti e gallerie, più di tutto il resto d'Europa. Stiamo facendo il possibile per recuperare qualche anno di ritardo. Sulla rete ferroviaria Agrigento-Messina, per esempio. Sì, è uno dei tanti interventi su cui i tecnici di rete ferroviaria italiana sono al lavoro. Ci sono i cantieri aperti sulla Palermo, Catania-Messina. Abbiamo ancora più di un anno di legislatura, quindi conto di aggiungere altri soldi ai 28 miliardi rotti che sono in corso in Sicilia, soprattutto su alcune province. Molte attenzioni si sono concentrate negli anni passati su Palermo e su Catania, che sono i 2 poli, a ovest e a est. Diciamo che vengo da Trapani, Agrigento, Enna, Caltanissetta, anche la costa sud e l'interno merita la stessa attenzione. Amministrative, che cosa si aspetta dal candidato Gentile? Un gran risultato, ovviamente si gioca per vincere, non per partecipare, e poi votano gli agrigentini. Però sono contento del fatto che la Lega ci sia, che sia determinante, Gentile persona di sicura esperienza. Spero che domenica e lunedì votino tanti.